ordine la musica lo sta tanto gregoriano, che non canta una sola voce, lo canta ancora un po' degli abbazie, non so se ti è mai capitato. Una volta anche all'abbazia di Cade di Genova, dicevano, i monaci cantavano in stile gregoriano, però a Parigi è avvenuta la grande rivoluzione, da una sola voce si è passata a 2, 3 e 4 voci. E tu che cosa Ora di Nicolao. La melodia, il tema musicale, viene cantata una voce a una certa altezza, poi a distanza viene ripetuta da un'altra voce. Stiamo digitando il numero di Gabriella. Più alto, più basso, per cui alla fine noi abbiamo Pronti a vedere ciò che fa. simultaneamente dobbiamo imparare a seguire 4 voci distinte, con 4 persone che parlano. Ecco che si tocca il pantalone. Ma chi sarà Ed è mai? molto complicato. Che se riprende parla tu e parla tu, io devo sentire simultaneamente quello che dici tu. Ecco che chiede a Paola chi è. Chiaro, quindi Siamo pronti a farne un altro. Il linguaggio musicale. Poi fece il segno loro di Santa Croce ed è Tum, tum sulla spiaggia ed è il segno Tum. Gabriella, rispondi al telefono? quindi l'angelo fece il segno della croce ad anime E non dopo, non si era dunque le anime dei peccatori pentiti, dopo la morte, i peccatori che si vendono e quindi sono preparati da Dio, come si radunano prima di arrivare al purgatorio. L'angelo è dato dormire quest'anno. Paola si è girata. Forse avrà un sospetto. Sta attento, le stesse domande che ho fatto dalla voce del piede. Ha un sospetto secondo voi ragazzi? Perché dalla voce si raduna alla voce del piede? Questa è Veronica. Non sa niente dello scherzo però. È considerato come sangue, Maria! che attraversa Roma, come la cattedrale del cristianesimo. Quindi significa che l'anima, il peccato, cosa fa? Fa sì che l'uomo esca fuori dal seno della Chiesa. Sia un strano. Quindi il pentimento fa sì che l'uomo, il peccatore, rientri. Ci vuole essere salvezza fuori dalla Chiesa. Ora faremo un ultimo scuola a Gabriella. Ok ragazzi? Eccola, eccola, Stiamo eccola. parlando. Dina! Ma chi sono? Capire più davanti.